Oggi ci troviamo nella Sardegna occidentale, ci troviamo a Sarchitu e il nostro viaggio inizia proprio qui, nell'hotel Bella Vista, un hotel a 3 stelle senza troppe pretese, però ben curato e soprattutto con una vista mozzafiato. Approfittiamo di questa giornata per visitare Isarutas, una bellissima spiaggia sempre nella zona di Oristano. Ci troviamo nella costa occidentale della Sardegna. Questa spiaggia è conosciuta per i chicchi di sabbia. E adesso stiamo cercando il percorso se riusciamo a non perderci per l'ennesima volta. Ma sei sicuro? Sì, sono sicuro. Ci perdiamo di nuovo nei campi. Lasciamo alle nostre spalle la spiaggia di Isarutas, anzi letteralmente scappiamo perché il vento ha fatto il suo dovere, infatti come potete vedere dalla nostra acconciatura ci ha cacciati via! Sì, direi proprio anche di malo modo, infatti non ho neanche aperto l'ombrellone. No, perché era pieno di ombrelloni volanti in giro. Non era una cosa proprio sicura da vedere. Ora siamo ancora un po' appesantiti dal pranzo in realtà, non abbiamo mangiato bar centrale Marongiù. Cioè devo fare i complimenti allo chef di nuovo perché è veramente un cibo squisito. Poi hai preso i calamari? Sì, i calamari fritti con le patatine, lo so, è un piatto ignorante. Io sono andato su un piatto ancora più ignorante, ho preso degli gnocchi con una crema di scampi. Ragazzi, dovete provare quel piatto, qualcosa di allucinante. Io ho fatto la scarpetta nel suo piatto. Diciamo che abbiamo restituito i piatti completamente vuoti, compresi quello del pane. Non solo completamente vuoti, ma lavati. Ed ora andiamo a prendere la nostra piccola Smart che ci porterà chissà in quale altro posto, dobbiamo ancora decidere. Diciamo che in questo viaggio stiamo un po' improvvisando. Improvvisiamo perché ci siamo svegliati molto presto, eravamo stanchi, siamo arrivati a Sarchitu, abbiamo mangiato e ovviamente ci ha preso la biocca. Ed ora ci troviamo a San Salvatore, è un piccolo villaggio che è stato abbandonato, che è praticamente abitato soltanto a settembre in occasione della corsa degli scalzi. Si dice risalga all'era prenuragica addirittura. Pensate che questo villaggio tra il 67 e il 90 è stato utilizzato per girare dei film western. Come set cinematografico. Mi è stato detto tra l'altro che nella mia famiglia uno zio pare sia stato una comparsa. Non dire chi. Non no. diciamo chi. No, non si può dire, anche perché non ne sono sicuro, quindi... Ti immagini? Abbiamo lasciato l'hotel Bella Vista per una breve pausa e adesso stiamo percorrendo un sentiero che ci porterà a vedere proprio l'arco di Sarchitu e da qui vi faremo vedere un bellissimo tramonto. Infatti adesso ci stiamo organizzando un po' con l'attrezzatura per fare qualche fotografia anche per Instagram. Amici di Vado a Vivere in Sardegna, la nostra avventura a Sarchitu finisce qui. Vi lasciamo con alle nostre spalle un bellissimo tramonto. Se vi è piaciuto il nostro video mettete un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale di YouTube. Ciao! Ciao!